Queste sono beghe che volevano rappresentare, dal mio punto di vista, l'impostazione che è stata sbagliata. Quando c'era il presidente Muraro queste cose non succedevano. Aspettiamo la risposta di Marcon domani, cosa ci diranno i telegiornali. Deve essere lui a convocare questa assemblea, però il nodo che dicevamo durante la pubblicità ed è fondamentale, si possono spostare. Sì, si può spostare. I termini. Si può Quindi sarà questo l'obiettivo. Cioè, l'obiettivo nostro loro vorrebbero presto e subito, ma si può spostare dal 15 luglio questa scadenza più avanti. Noi vogliamo presto, subito e bene. Ho assistito alla trasmissione di ieri sera, ho visto che l'assessore Camolei puntava il dito contro la provincia. Io già ieri ho convocato un'assemblea dell'OGD in qualità di presidente dell'OGD, cosa che poteva fare anche la cabina di regia, non serviva che fosse il presidente dell'OGD a dover convocare l'assemblea per fare chiarezza sullo stato dell'arte. Quindi una prima mossa è arrivata, dopo il pressing di Antena 3 con gli approfondimenti di questi giorni, la convocazione è giunta. La cabina di regia OGD per ottenere entro il 15 luglio i 40 milioni di euro di fondi europei da destinare al settore del turismo si muove, ma la battaglia politica resta. A Camolei ho già mandato a dire che ha preso un paio di cantonate. Sta accampando queste questioni, ripeto, di lana caprina per rallentare la questione dell'OGD. 10 luglio, ore 17, dunque l'assemblea. Primo punto, procrastinare la data di scadenza del 15 luglio e rivedere il regolamento, che c'è ed è perfettibile, dice il presidente della provincia. Quindi l'OGD secondo me è partita, è lo stesso punto di partenza di tante altre OGD, forse anche un po' più avanti, a questo nodo che oggi è di natura politica ma non imputabile alla nostra parte politica, che lo rallenta un po'.